Troppo buona! Amici di Bella Sicilia, benvenuti a Un Paese in Cucina, via Latimo Mertino. Un evento bellissimo, tra l'altro vivo all'estero e per me è veramente un piacere, un onore rivalutare e rivalorizzare le nostre tradizioni. Ideale! È sempre un piacere. Sì, è iniziata la degustazione delle crespelle e la caponata. Ed una serata indimenticabile. Adesso la degustazione, davvero non manca nulla in questa serata, tanta gente davvero entusiasta di immergersi in questa grande esperienza targata Un Paese in Cucina. Quindi buon appetito! Viva Un Paese in Cucina! Buonasera amici di Bella Sicilia, facciamo parte del gruppo folk Naso, io sono Carmen. Farò sentire questo bel tamburello. Io invece suonerò questa fisarmonica. Questa sera liederò tutti con questo favoloso strumento chiamato friscaletto siciliano. Amici di Bella Sicilia, abbiamo un piatto speciale stasera, di melenzane, peperone, sedano, olive bianche, si friggono tutte cose singolarmente. Si prepara un agrodolce, aceto, salsa e zucchero. Qua c'è il piatto pronto. I piatti semplici della tradizione. I piatti semplici, propriamente, come queste che stiamo presentando noi. Eccellenze tipiche dal sapore inconfondibile. Il sapore è quello comprato e questo nostro è diverso, e questo è artigianalmente, invece quello è proprio una cosa di massa. Amici di Bella Sicilia, benvenuti questa sera a Galatimo Mertino alla quarta edizione di Un Paese in Cucina. E guardate che momenti viviamo adesso. Ed avvicinare i giovanissimi così alle tradizioni è davvero un piacere immenso. Ma riprenderemo tra poco con questi momenti straordinari dedicati al folklore. Adesso torniamo ai sapori. Questa sera siamo qui per omaggiare quella che è la nostra enogastronomia, soprattutto quella territoriale dei Nebrodi, e alle mie spalle potete vedere appunto lo show cooking realizzato dalle signore del paese che stanno svolgendo la rappresentazione dei procedimenti per la preparazione della caponata tipica e delle crespelle locali. E a proposito di crespelle locali, Amici di Bella Sicilia, stiamo preparando le crespelle, farina, acqua, un pochettino di sale, lievito e un pochettino di zucchero. Sono trascorse 2 minuti e sono pronti. Ora le passiamo nello zucchero e se vuole la cannella si possono mangiare. Buon appetito! Queste sono fatte con le zucchero, le altre dobbiamo preparare con le acciughe. Vedete anche altri stand con i nostri espositori, in totale sono 4 stand condivisi dove all'interno vi sono tutti i nostri espositori locali e tutti i produttori, dal miele di cultura Smiriglia, che anch'essa è un punto di riferimento per il nostro territorio e soprattutto per Galatimo Mertino, con le loro sculture e il loro miele unico al mondo. ed a proposito di miele, Amici di Bella Sicilia, questa è la nostra produzione.
Noi siamo una piccola attività a livello familiare, noi operiamo nel territorio di Galatina Mertino e questo è il nostro prodotto, per meglio dire, il prodotto che le nostre api ci donano. Al suino nero dei Nebrodi, alle provole e formaggi locali. Ripresentiamo le eccellenze nebrodee, direi anche galatesi. Mortadella di suino nero dei Nebrodi e salame di suino nero dei Nebrodi. Olio locale con origano dei Nebrodi. Peperoncini di 7 anni li chiamiamo qua, fatti da un altro produttore galatese. Origano nebrodeo impacchettato, peperoncino, sugo dei nostri pomodori. Poi la caponata fatta e messa sotto vuoto. Cosa rappresenta questo evento per voi? Rappresenta per noi è una vetrina, diciamo, perché fa sì che tutte queste eccellenze possano essere, diciamo, portate fuori. Evviva un paese in cucina! Evviva un paese in cucina! Ed il nostro viaggio continua. Come possiamo notare anche da questo stand, abbiamo i panifici come sapori di pane presenti, il panificio di San Basilio e anche le raffinerie di Chico Caffè e Gero Caffè, un caffè proprio locale raffinato qui a Galatima Mertino. Tra le grandi aziende abbiamo anche il piacere di avere tra i nostri espositori l'azienda Castrovinci, che ogni anno è presente da tutte le edizioni e ci omaggia dei propri prodotti per l'esposizione, per farli assaggiare a tutti i nostri clienti e presenti alla serata. Portiamo questa sera pane cunzato con le sarde, con l'origano, sale, olio e peperoncino. Tutti i prodotti fatti qui in zona come le sarde a Torrenova, l'origano raccolto nei nostri monti, l'olio di casa insieme al peperoncino, tutta roba locale prodotta qui a Galatima Mertino. Da 2 giorni, già questo è il secondo giorno che facciamo con il mio collega qui il pane cunzato e sta andando più che bene con la gente che resta contenta, diciamo, di queste prelibatezze che abbiamo qui. friggerle ognuno per conto suo, come avevo detto prima. Ok, a tocchetti? A tocchetti medi, perché se si fanno troppo piccoli vengono troppo cotte e viene a pappina, diciamo, quindi non sappiamo nemmeno come è venuta noi alla nostra, perché era una quantità, diciamo. Assolutamente. E poi il procedimento, ve l'ho detto, che viene fatto, che viene mischiato e poi fatto l'agrodolce, come abbiamo detto. Voi cucinate da sempre, qual è il vostro piatto preferito da cucinare? Partiamo dalla signora Nina. Ma secondo quello della stagione, ci sono per ora abbiamo fatto questo, ci sono le zucchine, ci sono i fiori di zucca che si fanno in pastelle che vengono meravigliosi, buonissime. Invece loro sono le donne che, come vediamo, come se fosse a casa, stanno preparando tutti i piatti per la degustazione, quindi un paese in cucina, perché appunto le donne sono quelle che portano avanti le nostre tradizioni, e dal palco alle cucine di casa e anche qui in piazza San Giacomo. È sempre un piacere fare queste manifestazioni, grazie. È davvero un piacere anche per coloro che vivono questi momenti. Grazie al loro amore che trapela tutto nelle loro mani, che trasformano queste eccellenze in piatti unici. E questo è un paese in cucina. Infine, spazio alla musica e una buona serata. Vi aspettiamo a Galatima Mertino. L'applauso dei presenti, complimenti.
Paese in Cucina è alla quarta edizione, anche quest'anno l'assessorato regionale all'agricoltura ha voluto premiare questo evento che sta crescendo sempre di più e che premia la buona cucina galatese e dei Nebrodi. Abbiamo tantissimi ristoratori sparsi nel mondo e abbiamo cercato di valorizzarle nelle passate edizioni. La scorsa edizione abbiamo valorizzato tutti i nostri ristoratori, agriturismi, ristoranti, e in questa edizione c'è stata una chicca in più. Abbiamo messo a cucinare le signore del luogo, appunto per questo Un Paese in Cucina. Hanno cucinato tante prelibatezze proprio quelle specifiche del luogo, di Galati, come facevano le nostre nonne, avete avuto modo di vederle, quindi sono contento perché chi viene qua ha avuto modo di apprezzare la cucina tipica galatese del territorio. Ad allietare il tutto la musica folk. Sì, è un must di questa manifestazione Un Paese in Cucina, perché la gente viene qui, si siede, assaggia i nostri prodotti tipici e sente della buona musica. Abbiamo voluto dare la connotazione della musica siciliana, appunto, con i gruppi folk, i gruppi delle live band. Diciamo che non ci facciamo mancare niente in queste sere, dopo una bellissima festa di San Giacomo, dove questa piazza era stracolma di giovani, con due gruppi importanti che abbiamo portato e che porteremo anche ad agosto. Questa è una manifestazione che serve anche a fare uscire le famiglie, le nostre mamme, le nostre nonne che stanno bene in questa bellissima piazza con un clima mite e temperato. Complimenti infiniti, davvero emozioni uniche a Gara di Mamertino per Un Paese in Cucina. Noi ringraziamo tutti gli amici di Bella Sicilia per essere rimasti in nostra compagnia fino alla fine del video. Al prossimo contenuto sulla pagina di Bella Sicilia. Da Gara di Mamertino, alla prossima!